Senta, avvocato, lei citava Alex Salmond, il leader del National Scottish Party, che diciamo nel voto per l'indipendenza ha perso, però, il 19 settembre. Il 19 settembre, però io leggevo un pezzo sul Times in cui si metteva in evidenza che pur avendo perso, adesso il primo ministro, rimasto tra l'altro il primo ministro Cameron, dovrà fare delle concessioni, no? Cioè, può essere uno degli obiettivi, quello di puntare in alto per poi comunque ottenere dei... Questa è una bella domanda, direttore, mi fa piacere, perché va a colpire quelle persone che ritengono che la nostra azione possa essere un'azione dispersiva di consenso. In realtà è un'azione che, se correttamente letta, e la sua domanda è già una premessa opportuna, consente a tutti di porre sul tavolo, in una fase anche iniziale di trattativa col governo, un potere contrattuale micidiale, straordinario. Ed è quello che è accaduto proprio in Scozia con le elezioni di qualche giorno fa, della settimana scorsa, dove pur avendo perso il referendum 45-55, cioè 55% no, 45% sì, hanno fatto l'unplaying dei deputati indipendentisti. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che bisogna essere intelligenti. Se vogliamo che la sorte del Veneto cambi, non puoi votare Zaia e neanche la Moretti, devi votare Morosini, non perché sono io, devi votare il progetto di cambiamento e indipendenza, perché metti nelle mani, anche transitoriamente, di questa che è una regione, una potenzialità contrattuale che è devastante per lo Stato. Cioè, vi fosse una prima conferenza Stato-Regioni in questa fase transitoria, dove il nuovo governatore del Veneto va a Roma e avesse già fatto un referendum col 58, ha detto Diamanti, secondo i sondaggi, 60% del favore, vai sul piano della trattativa, gli detti l'ordine del giorno, le condizioni, o queste condizioni o io proseguo sull'azione, anche se non è convinto, come hanno fatto gli scozzesi. Hanno perso il referendum per scelte, perché la comunicazione gli ha un po' fatto capire che forse i vantaggi erano maggiori a rimanere nella Gran Bretagna. Però che potere contrattuale ci portiamo a casa? Se Zaia va a trattare di autonomia è come uno che va a trattare a ribasso, non puoi che perdere. Quindi questo è l'obiettivo e il consenso su questo obiettivo. Caspita, il potere contrattuale è devastante, ma questo l'ha capito qualche vecchio democristiano. Purtroppo Zaia non è né un vecchio democristiano né un innovatore, è una figura di mezzo, né carne né pesce, che dal punto di vista del governo, ripeto, io manderei a guidare gli autoscontri, non la Formula 1, di cui il Veneto ha bisogno adesso di essere interprete. Ci vuole una grande capacità, non un bel apparire, una buona persona, un bravo ragazzo sicuramente, io stesso credo che di riconoscere che ha un'immagine positiva. Qui ci vuole gente che governa, che prende decisioni. Un Bisaglia contava come 10 Zaia. C'è gente che è lo stesso ministro che avevamo qui di Asolo, come si chiamava? Bernini, grande figura, gente che andava a Roma e ai ministeri diceva questo. Zaia va a sedersi dall'altra parte del tavolo e abbiamo bisogno di figure prorompenti, non di figure di una dignità sbiadita, di una inconsistenza politica. Ci vuole un progetto di cambiamento. Ripeto, chi appoggia l'indipendenza veneta mette nelle mani del Veneto una formidabile opportunità, perché si va a trattare anche nella fase iniziale, finché non viene avviata la fase costituente, con Roma, con una forza devastante, devastante. E l'esempio della Scozia lo conferma. Io non credo che ci siano necessari altri esempi, questo è un punto in cui ci tengo.